Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Quest'anno veramente abbiamo dei risultati straordinari. Rispetto allo scorso anno i numeri sono in incremento. Se pensiamo che abbiamo chiuso l'evento 2018 con circa 200-250 mila presenze, quest'anno abbiamo fatte 80.000 in un'unica giornata, quindi veramente siamo soddisfattissimi di questo evento 2019. È il classico evento per la famiglia, abbiamo realizzato un villaggio che possa essere una soluzione proprio per i bambini. Abbiamo l'area del centro storico con tutte quante le casette dove si possono acquistare prodotti tipici del Natale e non solo, la Rambla Food dove si possono degustare tutti i tipi di prodotti tipici proprio della città, quindi tutto a base di pesce, e a bere anche prodotti del nostro territorio. Grande successo dunque per la seconda edizione di Caorle Wonderland, la manifestazione natalizia che rende ancora più magico il periodo di feste, aperto dal 6 dicembre al 6 gennaio e che sembra accontentare proprio tutti, amministratori, categorie e soprattutto ospiti. Come stanno andando gli affari? Gli affari stanno andando molto bene e devo dire che Caorle veramente offre è una buona piazza e il Natale è molto più sentito che negli altri posti. Come vi sembra Caorle Wonderland? Una cosa stupenda, per non dire meravigliosa. Mai visto una cittadina così piccola, illuminata, con tanta gente, e poi c'è un ambiente che ti rallegra. È stata veramente fantastica, accuratissima, i colori fantastici, tanta gente, è veramente un bel posto da venire a visitare. Molto bello, veramente una bella iniziativa, un bel evento proprio che ci fa pensare proprio al Natale, bello. Sono eventi come questi che comunque aiutano in periodi che fino a qualche anno fa erano morti, erano dimenticati, e insomma basta vederlo. Categorie commercianti e albergatori come sta andando? I commercianti e i locali, soprattutto del centro, sono abbastanza contenti, vedono il riscontro. Alberghi e appartamenti quest'anno hanno praticamente raddoppiato le aperture e stanno andando bene con le prenotazioni. Probabilmente da domani siamo tutto esaurito fino al 2 di gennaio. Un'associazione di categoria Ascom Confcommercio che vede con positività eventi di questo tipo in città? Sì, assolutamente, ne abbiamo bisogno, insomma, anche perché sono organizzate bene, sono ben comunicate, veicolate all'esterno. Solo italiani o anche utenza estera? No, abbiamo tantissima utenza estera quest'anno e siamo molto soddisfatti proprio per questo, con numeri che non si erano mai visti nel periodo invernale. Questo ci permette di non prolungare la stagionalità perché arriva in un mese un po' distante da quello che è il periodo estivo, però di creare veramente un mese se non uguale a quello di un periodo estivo, ma che si avvicina moltissimo per le strutture ricettive della nostra città e commerciali.